Aurora Floridia, siamo a Malcesine e da qui lei è partita 2 anni fa, un'avventura completamente diversa, insomma, da Malcesine a Roma, da un'attività, insomma, quella che poi lei faceva già da tanto tempo, alla politica. Anzitutto, dopo 2 anni, insomma, che cosa può dirci? Qual è un po' il bilancio, medio bilancio? Sono soddisfatta e sto lavorando in diverse commissioni, lavoro anche al Consiglio d'Europa e in questo ambito stiamo riuscendo a proporre disegni di legge, modifiche, emendamenti per noi validi. E su cui state lavorando? Stiamo lavorando, sì. Ecco, perché poi c'è sempre l'idea, no, che la politica devono farla gli altri, invece quando poi si tratta di mettersi in gioco in prima persona un po' cambia, perché bisogna fare comunque dei sacrifici, delle scelte drastiche di vita. Immaginiamo che vivere a Roma non sia come vivere qui. No, a Roma c'è molto caldo, diciamocelo. E sì, la mia vita è stata sconvolta a 360 gradi, la mia attività si svolge esclusivamente per il Senato della Repubblica a servizio delle cittadine e dei cittadini italiani. Il lavoro che sto svolgendo è un lavoro che si svolge sia sul territorio, quindi dal basso, perché conosco le varie situazioni dei territori, dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso, quindi creare una rete che possa sensibilizzare cittadine e cittadini che in fondo non conoscono bene il lavoro che noi facciamo a livello istituzionale. Ma hanno delle cose di cui parlare. Di cui parlare, ma anche ridare fiducia nella politica, quindi incontrare la cittadina, il cittadino, l'associazione. Abbiamo veramente tante persone che hanno a cuore il nostro territorio e che non si sentono rappresentate e a loro manca un punto di riferimento. Questo punto di riferimento lei vuole esserlo, tant'è vero che per esempio dopo questa intervista andrà ad incontrare dei suoi concittadini. Esatto, sì, e questo è fondamentale sul territorio, ascoltare le varie istanze e poi portarle proprio a Roma, e quindi tramite interrogazioni, mozioni, istanze, question time, ma anche proponendo delle leggi, dei disegni di legge che possano andare a beneficio Ecco, ad esempio nel caso, qui siamo a Malcesine, insomma è un comune del lago di Garda, ci sono delle problematiche che riguardano ovviamente, insomma, molti di questi comuni che si affacciano sul grande lago. Il fatto di avere l'opportunità di parlare con voi parlamentari significa, appunto, come diceva lei, sentirsi rappresentati. Per esempio, in un posto come questo, che cos'è che si dovrebbe cambiare? Cioè, da che cosa si parte? Che cosa chiede la gente? Ma allora, noi abbiamo un paese, un territorio che ha forte vocazione turistica e questo va chiaramente tutelato. È un motore economico che va tutelato, che va garantito, e in questo momento il territorio chiede, per esempio a livello di viabilità, di traffico, stiamo soffocando letteralmente per il troppo traffico che va a danno sia del turista ma a danno anche del residente. Abbiamo un problema di alloggi. Questo è un problema che non è solo locale del mio territorio, ma è un problema che è sentito a livello nazionale, quindi come ricostruire anche il diritto del cittadino all'abitare, un diritto che sto portando anche per esempio al Consiglio d'Europa, perché le politiche sociali, le politiche degli ultimi decenni per l'abitazione sono state un po' trascurate. Tra l'altro in una località come questa, ma appunto come molte come Malcesine, c'è la questione turistica ed è difficile poi anche reperire personale, no, in ambito turistico, se poi non ci sono gli alloggi. Non trovano alloggi, ma abbiamo un problema anche a livello di sanità, cioè nel senso, se un personale sanitario non viene qui nel nostro territorio perché non riesce a trovare alloggio, un dipendente comunale non si trasferisce perché appunto ha difficoltà. Queste sono delle problematiche che vanno
portate anche a livello parlamentare e lo stiamo già facendo. Tra l'altro c'è anche un accorpamento, no, delle strutture, insomma, parliamo di nosocomi, di ospedali eccetera, per cui ci sono cittadini con una popolazione ovviamente che avanza con l'età in difficoltà, perché magari vanno in pensione medici di base, ma non solo, non ci sono presidi ospedalieri o sono stati depauperati. Qual è la situazione in queste zone? Io sto battendo e sto lavorando per esempio riportare e rilanciare l'ospedale di Malcesine e riportarlo ad essere un punto di riferimento sia per il territorio, quindi per la popolazione, ma anche come di riferimento e punto di riferimento per i turisti. Questo è possibile perché i nosocomi che sono già presenti e hanno la possibilità di offrire delle specializzazioni, delle assistenze particolari al cittadino. La nostra vocazione, il nostro ospedale a vocazione ortopedica, si può riportare in auge il nostro progetto. A questo proposito comunque sto lavorando da 2 anni, abbiamo anche il sostegno del Ministro della Sanità, abbiamo organizzato convegni, conferenze, c'è anche la disponibilità dell'Università di Verona, dell'Università di Trento a collegare un territorio che comunque è centrale ed è strategico, perché noi siamo a metà strada tra il Trentino e Verona, e quindi il riportare personale, riportare anche ricerca e potenziare i servizi sul territorio è fondamentale oggi più che mai, unendoli alle possibilità che oggi ci dà il mondo dell'innovazione, una telemedicina, teleassistenza e quant'altro, quindi cercare di non solo centralizzare la sanità, ma anche di offrire servizi sul territorio. E per concludere, teniamo presente che il fabbisogno riabilitativo di tutto il Veneto è alto, ma la proposta e i servizi offerti sono carenti rispetto invece all'eccellenza che può dare il Veneto con i pazienti acuti, quindi c'è tutto il lavoro che si sta svolgendo. E c'è speranza per l'ospedale di Malcesine? Io direi di sì, io sono cautamente ottimista per l'ospedale di Malcesine, perché per la prima volta si sta creando una rete che chiede appunto di potenziarlo. Anche perché il bene comune, no, dovrebbe essere condiviso, esatto, anche dai diversi schieramenti politici. Per quello che riguarda il lago, lei a inizio stagione, avevo letto, si è occupata anche un po' dei malanni di questo grande lago così importante per tantissimi paesi che si affacciano, quindi dal punto di vista economico, ma insomma poi c'è anche un discorso di sostenibilità. E qual è, diciamo, lo stato di salute del lago? Che cos'è che la preoccupa? Allora, il lago è in buono stato di salute. Io chiedo alla Regione Veneto di accelerare i lavori per il collettamento del lago di Garda. Sono lavori che sono urgenti, che vanno svolti, e purtroppo sono stati frammentati, cioè i progetti sono stati frammentati nelle 2 regioni, quindi mentre il Veneto ha il progetto esecutivo, sta lavorando, ma mancano i fondi, la Lombardia ancora non riesce a proporre un valido progetto che possa quindi tutelare l'acqua del lago di Garda, che ricordiamo essere anche acqua potabile, fonte di rifornimento anche e di irrigazione per l'agricoltura e anche fonte economica per il turismo. Su questo punto sto lavorando affinché queste risorse economiche vengano non solo stanziate ma erogate, per fare in modo che l'acqua del lago, il bacino potabile più grande d'Italia, il bacino più grande e importante d'Italia venga preservato. Altra questione, diciamo, calda, è quella della pista ciclabile. Allora, da dove partiamo per parlarne? Perché facciamo finta di spiegarlo a chi magari non conoscesse la questione, no? Quindi non a uno che abita qui, ma magari uno che abita appunto, per esempio, a Padova. Io partirei dal fatto che appunto chi non conosce il lago di Garda
dovrebbe immaginarsi un lago che è un po' imbottigliato tra la montagna e poi la pianura, quindi noi abbiamo tra la montagna e il lago una unica arteria stradale, e questa è già sotto pressione a causa del traffico che è aumentato in maniera sproporzionale negli ultimi anni, e pensiamo anche al fatto che è comunque un territorio di una bellezza di una bellezza travolgente, ma a parte questo abbiamo un territorio fragile a livello idrogeologico, quindi pensare di costruire una pista ciclabile dove nell'ultimo anno abbiamo avuto 8 frane importanti, tanto da preoccupare tutta la popolazione, sia dalla parte veneta e trentina, ma anche dalla parte e poi le frane cascano sulla Gardesana, quindi oltre a un problema di sicurezza, a parte il fatto che stiamo chiedendo un PUMS, un piano urbanistico per la mobilità sostenibile che sia unitario per tutto il lago di Garda, perché non si può lavorare a sprazzi, a pezzettini, va messa in sicurezza la Gardesana attuale, mentre invece per quanto riguarda la pista ciclabile ci sono dei tratti che non sono percorribili, non è neanche pensabile costruire una pista ciclabile, per quelli va pensata l'utilizzo di un trasporto alternativo, che possono essere per esempio i battelli elettrici. Perché diciamo il progetto iniziale è quello di un anello. Sì. Ovviamente a parte il coinvolgimento di più regioni, come è ovvio che sia, e quindi anche di interlocutori di ogni tipo, e c'è chi è andato avanti per conto suo, c'è stata anche una lievitazione di costi, e poi c'è parte del progetto che prevede la ciclabile a sbalzo, quindi a sbalzo proprio sul lago. Che ripeto, appunto, a chi non conosce il lago di Garda, ci sono dei tratti che è inimmaginabile costruire la pista ciclabile a sbalzo. Il decreto ministeriale che aveva appunto ideato e previsto queste piste ciclabili nazionali prevede anche l'utilizzo di un trasporto alternativo nel caso in cui non sia possibile costruire una pista ciclabile, e questo è il nostro caso. E ricordo che ci sono tantissime piste ciclabili che offrono anche il servizio del battello, ma lo offriamo già noi. Mi sembra sui 100.000 ciclisti utilizzano il battello, per esempio da Malcesine a Torbole a Oriva, per evitare il tratto che è più pericoloso, quindi diciamo che è improponibile creare un anello completo. Oltre alla questione dei costi. Oltre la questione che è esplosa, più di 1 miliardo, è stato calcolato più di 1 miliardo di costi. A proposito di costi, ci spostiamo dal lago in montagna, cosa le viene in mente se le dico pista da bob? Che abbiamo veramente fatto di tutto per convincere o per spiegare quanto devastante sia la costruzione di una pista da bob in un contesto come quello di Cortina d'Ampezzo, che dista solo 200 km mi sembra da Innsbruck, che ha una pista da bob funzionante per pochi atleti. Stravolgere, abbattere centinaia di alberi utilizzando anche acqua del territorio e quant'altro. Abbiamo cercato di spiegare quanto le Olimpiadi, anche da parte del CIO, siano state, è stato richiesto una sostenibilità e anche di dare un'eredità al territorio che ha bisogno di tutt'altro. Le comunità montane hanno bisogno di servizi per evitare lo spopolamento delle montagne. Costruire una pista da bob che non sarà mai
come dire, sostenibile anche a livello economico, perché ci sono dei numeri che parlano chiaro, si parla di 1.200.000 euro all'anno di costi che andranno a pesare sulle casse del comune, a meno che non si trovino altre strade. Ci si chiede veramente perché si sono incaponiti per dimostrare questa idea di sovranismo che ha trovato il tempo che trova, insomma. Senta, non è un'isola felice il Veneto, no? Parliamo di infiltrazioni mafiose, che è un tema che le sta a cuore. Ci sono stati anche più episodi, li conosciamo, o perlomeno insomma chi si occupa per lavoro di cronaca li conosce. Lei su cosa sta lavorando rispetto a questo tema? Ho chiesto in commissione antimafia, di cui faccio parte, ho chiesto di svolgere un'indagine conoscitiva su loco in Verona e provincia, perché tutti i comuni della provincia di Verona, capofila Verona, hanno chiesto di aiuto anche a Roma, hanno chiesto un incontro che si è svolto anche con il ministro Piantedosi, perché ormai la mafia non solo, cioè è realtà, non ci sono solo più infiltrazioni, ma è una realtà assodata, e questa infiltrazione, comunque presenza assodata, viene ancora sottovalutata. Quindi ho chiesto un'indagine conoscitiva, è stata accolta dal presidente Colosimo, e a breve si svolgerà con alcuni commissari della commissione un'indagine sul logo per valutare la fattibilità dell'istituzione di una DDA o di una DIA, per dare manforte comunque a un territorio che è molto ricco e si presta comunque a infiltrazioni mafiose. Ricordo che abbiamo a breve anche le Olimpiadi, appunto, di cui stavamo parlando, invernali, anche paralimpiche, e Verona avrà un ruolo cruciale in questo senso. Quindi lei dice creare delle strutture che rispondano a queste infiltrazioni, essendo infiltrate ovviamente nel territorio in maniera più diciamo performante, in modo da bloccare, intercettare, in qualche modo azzerare queste contrastare questo fenomeno, che è molto, come dire, il fenomeno è molto fluido, e non è più un fenomeno di quelli che ricordiamo dei film con la Coppola e quant'altro. L'infiltrazione mafiosa è ormai di seconda, terza generazione, è nelle banche, ma nelle banche intendo dire che è più sottile, ecco, non sto intendendo, e quindi meno intercettabile. È meno intercettabile, è più un lavoro sottile di individuazione di dove la mafia in che settore sta lavorando, l'edilizia, costruzioni, turismo, insomma, droga. Certo, e altri temi che poi insomma che riguardano ovviamente il suo schieramento e lei in particolare sono il cambiamento climatico, che poi peraltro riguarda tutti noi, no? Lei, insomma, ho letto uno slogan che sostanzialmente diceva: il clima cambia perché non cambiamo anche noi, no? E poi lo spreco, c'è appunto una normativa che è operativa, diciamo, ma si può sempre migliorare, anche perché potremmo fare molto di più. Sì, potremmo fare di più e dobbiamo fare di più, sia a livello di sostenibilità ambientale. Ci viene chiesto di non sprecare cibo, anche per una questione di sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità sociale. Quindi meno sprechi alimentari abbiamo, e quello che sprechiamo lo possiamo donare a chi ne ha bisogno, per le categorie vulnerabili, e meglio è. In questo senso io ho presentato un disegno di legge che va a dare ulteriori possibilità alla legge attuale per ottimizzare il ciclo dalla produzione, perché gli sprechi iniziano a livello produttivo fino all'utente finale, anche al ristorante, il famoso doggy bag, avere la possibilità di portarsi a casa quello che non abbiamo consumato è fondamentale, e questo sia per categorie vulnerabili ma anche per animali, per esempio. Certo, infine
C'è un referendum che voi Sì. insomma, che voi state Stiamo- portando sì, avanti. stiamo sostenendo. Il titolo o sottotitolo, insomma, decidiamo come è Ricuciamo l'Italia. Ricuciamo l'Italia. Ricuciamo l'Italia, che ovviamente l'intenzione, insomma, è quella di abrogare La riforma la Calderoli. riforma Calderoli, autonomia differenziata, eccetera. Insomma, da un lato è anche coraggioso, no? Perché io credo che viviamo in una regione in cui comunque anche chi tendenzialmente è da una certa parte politica, forse è un po', diciamo, affascinato, mettiamolo così, dall'autonomia differenziata. Quindi come cercate di convincere, voglio dire, la gente a firmare per questo Io referendum? penso che nel momento in cui spieghiamo nel dettaglio come è stata ideata e pensata questa riforma, il cittadino firma subito il proprio sostegno all'abolizione di questa riforma, perché si è spacciata questa idea di autonomia, si è spacciata per qualcosa che in effetti non viene dato, perché nel momento in cui io do la possibilità a 20 regioni italiane di scegliere tra 23 materie, cioè sembra il gioco delle figurine, non so, il Veneto si prende il commercio estero, si prende la scuola, l'altra regione si prende l'ambiente, cioè l'energia. Ci sono delle materie che necessariamente vanno gestite a livello centrale e si apre la porta al caos, un cortocircuito amministrativo pauroso, anche perché non si capisce dove il governo andrà a reperire queste risorse, perché già abbiamo un'amministrazione che comunque, insomma, si frena l'assunzione di nuovo personale, continuamente ci viene chiesto anche a noi senatori di fare qualcosa per aprire nuove assunzioni anche a livello amministrativo, negli enti locali e quant'altro, e qui si vuole aprire a dare la possibilità alle regioni di lavorare su diverse tematiche che sinceramente... E come siete messi a livello di... Ma abbiamo raggiunto il quorum, in 3 settimane abbiamo raggiunto il quorum delle 500.000 firme, oltre alle centinaia di migliaia di firme che sono state raccolte nei banchetti. Ma quello che a me dispiace, perché ho seguito l'iter in Senato, è partito da noi questa riforma Calderoli, il fatto che comunque l'opposizione sia stata anche esclusa da ogni proposta anche positiva, che comunque andasse anche a integrare quello che proponeva la maggioranza. Queste sono delle riforme così radicali che serve veramente una larga maggioranza. In più non sono stati ancora definiti i livelli essenziali di prestazioni che vanno garantiti a tutte le regioni. Allora, a mio avviso è un pastrocchio pazzesco che andrà a mettere ancora più in difficoltà un sistema amministrativo già... Insomma, secondo voi è uno specchietto per le allodole? Ma è uno specchietto per lei, si stanno prendendo in giro le persone.